Se l'immagina una trattativa fra la Cina e il Veneto, non sarebbe possibile, no? Cioè è una prospettiva suicida, cioè significa scomparire dalla scena mondiale e diventare così un luogo di vacanze forse, per turisti, una curiosità, folklore. Noi vogliamo che l'Europa abbia un progetto per il lavoro, vogliamo che l'Europa rilanci una strategia di investimenti nelle infrastrutture, ma anche nell'innovazione, nella ricerca, nell'educazione. Vogliamo che l'Europa garantisca un afflusso di risorse verso le imprese, in particolare le imprese minori, per sostenere la crescita economica e l'occupazione. Massimo D'Alema a Treviso, dialogando con il già ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato. Noi vogliamo invece che prevalga un punto di vista dell'insieme dell'Europa e questo lo può fare il Parlamento europeo. C'è una novità, il Presidente della Commissione sarà indicato dagli elettori, noi proponiamo Martin Schulz e quindi un uomo di centrosinistra, un socialista tedesco che è noto, notissimo, e che dovrebbe portarci anche un'Europa in grado di governare i processi economici in modo nuovo.